Tutto, poi uno si sofferma sui nuovi, sugli interpreti. Kvaratskhelia, a condizione a parte, ha dato degli spunti interessanti anche questa volta. Spiega tante cose. Sì, è giusto quello che hai detto, nel senso che abbiamo fatto girare bene la palla, abbiamo avuto questa padronanza nella fase di possesso e abbiamo fatto vedere anche cose di qualità. Lui dentro la qualità è uno che ci sta bene, ci sta comodo perché è un calciatore che sa usare bene destro e sinistro, sa puntare l'uomo, legno sostanziale. Spalletti ieri hanno fatto breccia alle sue parole, no? Il richiamo all'unità, l'abbraccio a chi arriva, seguito a chi è partito. È un mercato che non fatica a decollare ma che con tante difficoltà. Si pensava a Kim, adesso Diallo, forse sì, forse no, Dybala, il faccia a faccia con la Roma. Insomma, come la sta vivendo questa situazione lei? Perché poi comunque evidentemente qualcosa di importante andrà fatto. Sì, purtroppo il mercato ormai assume delle caratteristiche differenti a quello che era precedentemente, perché si andrà a giocare con le squadre da finire e molti colpi verranno fatti all'ultimo momento perché c'è questa difficoltà ora di riuscire a trovare poi i soldini per fare delle operazioni nel calcio e fino a che non si arriva da ultimo i prestiti non partono, fino a che la rosa delle squadre non si riesce poi a diluire in maniera corretta facendo delle vendite. Prima si prova a fare delle vendite, poi le vendite non ci si riesce a farle e siamo costretti a dare un prestito. E questo discorso vale anche per Dybala? No, non lo so se vale per Dybala perché poi leggo sul giornale che ci sono diverse squadre dietro a lui e probabilmente lui ha un contratto alto, perlomeno le sue richieste sono alte dove per il momento sempre impone alla società di pensarci bene. Ecco mister, queste sono partite dove lei può cominciare a trarre alcune considerazioni, però le chiedo da questo punto di vista, sono andati via 4 giocatori importantissimi, vede la squadra più responsabilizzata dalla partenza di questi giocatori? È chiaro che questa preoccupazione che c'è nei tifosi, gli si può dire quello che gli pare, però poi se non gli facciamo vedere una qualità in campo come erano abituati a vederla da questi calciatori che sono partiti, diventa difficile. Il mezzo è solo quello, entrare dentro e fargli vedere che con la personalità si riesce a sopperire a queste partenze con la qualità del gioco come hanno fatto oggi nel primo tempo, perché la palla l'hanno fatta girare molto bene. E poi volevo riallacciarmi sulla questione del mercato, che immagino che avrà dei contatti, dei colloqui con il presidente De Laurentiis. Si sente di dire, ho avuto l'assicurazione che Deulofeu forse è quello un po' più vicino in questo momento? Io mi fido pienamente di quello che è la professione e il ruolo di Giuntoli, e Giuntoli è quello che ha in mano un po' le situazioni, ha in mano il termometro del mercato e di questi nomi di cui si parla, perché poi possono essere fatte delle decisioni improvvise all'ultimo momento, delle svoltate che prima si pensava arrivasse uno e poi si va a prendere un altro. L'essenziale è avere una qualità di giocatori che possa rimpiazzare la qualità di quelli che sono andati. In attesa di quelli che arriveranno, parliamo di quelli che invece sono qui. Volevo una sua considerazione su come ha trovato Victor Osimhen. Osimhen è arrivato un po' in ritardo, deve trovare condizione, però Osimhen ormai non è che bisogna andare a fare valutazioni, sappiamo qual è il suo potenziale, sappiamo che ha dei margini di miglioramento importanti, andiamo a lavorare su queste potenzialità che ancora non usate e poi sarà un calciatore incredibile. E a proposito di qualità, le faccio un altro nome, Politano, che potrebbe giocare nel 4-3-3 ma anche nel 4-2-3-1. Le farebbe piacere continuare con Politano o
non si strappa i capelli che non ha in caso di cessione. Ma io non so che cosa vi è stato raccontato e perché volete far diventare un caso una situazione normalissima. Io sono l'allenatore, a fine campionato ho ricevuto delle notizie, punto. Poi se Politano rimane e Politano ci dà il suo contributo come ci ha dato l'anno scorso, noi siamo tutti contenti, ma io l'ho soltanto subita questa situazione, per cui non vedo perché me la addosso a me. Grazie a tutti. Grazie.